Benissimo, quindi buongiorno a tutti. Quindi ci troviamo oggi all'interno di questa attività che sono i laboratori 2024-2025 organizzati dai Lincei per la scuola e la lezione di oggi appunto è una lezione in definitiva di probabilità, insomma, per così dire. Il titolo, Modelli probabilistici semplici per sistemi complessi. Cos'è un sistema complesso? Arriveremo a dirlo. Volevo iniziare parlando molto appunto tranquillamente. Vedete bene? Un attimo, fatemi verificare se è tolta la condivisione, scusate. Nella registrazione ha funzionato fino a poco fa, quindi dovremmo riuscire a rifarlo. Ah, non sto riuscendo a condividere per qualche motivo. Lo so che voi vedete comunque, ma è che non... proviamo a toglierlo. Ah, o se no faccio così, sì. Ordinato il mio schermo. Ce l'abbiamo fatta. Va bene, chiedo conferma a Lucia Macaluso che è connessa, Confermo, confermo, io riesce vedo. a vedere molto bene. Allora, fatemi ritornare però al... Ok. No, non è questo che volevo. Scusatemi, benissimo. Ci siamo, vedete tutti, giusto? Allora, fatemi appunto finalmente arrivare. Eh, ok, secondi comandi. Va bene, allora intanto due parole sulla teoria della probabilità e non so quanto freschi abbiate questi concetti, ma penso sia comodo per tutti rivederli un po' assieme. Io ho pensato queste ore di lezione più o meno divise in tre parti. Una parte introduttiva, tanto per fissare la notazione e quantomeno focalizzare un po' l'idea l'idea chiave, sul concetto chiave che è quello di ripetere tante volte lo stesso esperimento. Questo è legato al concetto di frequenza relativa di un evento, questo è legato al concetto di legge dei grandi numeri, ma questo è legato anche in realtà alla costruzione di moti aleatori e all'applicazione che ho pensato di mostrarvi oggi, un po' in dettaglio e altro, insomma. In una parte centrale ci saranno delle attività guidate, ok, che vi propongo con le soluzioni, ma magari vi propongo qualche minuto per pensarci in autonomia. E poi un'ultima parte appunto legata ai sistemi complessi per darvi un'idea di come poi queste diciamo, piccoli concetti possono essere veramente declinati fino ad arrivare a descrivere cose che sono affatto semplici. Allora, intanto la teoria delle probabilità si occupa appunto dei fenomeni cosiddetti casuali o aleatori, sono termini che si equivalgono, ovvero quei fenomeni il cui esito ci è inconoscibile. Ma di cui riusciamo a conoscere quali sono i possibili esiti. C'è inconoscibile o perché è un evento futuro, normalmente lo pensiamo come a qualcosa che deve ancora avvenire, ma in realtà può anche essere un qualcosa che si è svolto nel passato e di cui noi abbiamo perso conoscenza.
ok, traccia. Quindi a priori, in ogni caso, il suo esito c'è incerto. Qua abbiamo esempi di varia natura, il lancio del dado è il tipico esempio che viene fatto nelle scuole, oppure l'estrazione di una carta dal mazzo. Qual è la squadra vincitrice del campionato di calcio del 23-24? Questo forse lo sappiamo. Quello del 24-25 io ne ho neanche, quindi insomma per me appunto è aleatoria la questione. Oppure il tempo di attesa ad uno sportello, quindi possono essere fenomeni legati appunto a una procedura di per sé aleatoria o appunto dei tempi di attesa. A che cosa ci serve la probabilità? Fatemela dire così dal punto di vista più pratico. Intanto ci permette di fare delle previsioni. Pensiamo alle previsioni meteo, pensiamo alle previsioni sull'andamento del titolo di borsa, le previsioni delle elezioni, oppure di un referendum, oppure dell'andamento di una certa malattia. E a questo, al fare previsioni, è legato alla possibilità di prendere delle decisioni. Per esempio, una certa strategia di investimento, oppure una decisione su come minimizzare un costo. Sembra una riscrittura del punto 1, ma costo lo possiamo pensare in termini monetari, ma anche in termini di tempo, di costo persona, come possiamo allocare nel modo minimale del personale o delle risorse al fine di ottimizzare l'obiettivo, oppure una procedura sanitaria. Da un punto di vista ancora più, se vogliamo, teorico, generale, quello che ci permette di tracciare una regolarità in ciò che a priori ci appare caotico. Per esempio, come si propaga una malattia. Per esempio, qual è l'evoluzione di una specie o di più specie, magari in competizione tra di loro. O più generalmente come descrivere il comportamento di un sistema che è formato da tanti elementi che sono interagenti fra di loro. E questo persone, entità, titoli azionari e così via. E in qualche modo queste idee sono raccolte, se pensiamo alle strategie di investimento, parzialmente anche dalla finanza matematica. Il minimizzare un costo è un problema di cui si occupa appunto ottimizzazione per esempio delle strutture, nelle compagnie ferroviarie o stradali. E, e appunto, quando parlo di sistemi complessi, mi riferisco appunto a sistemi che sono fatti da tantissimi componenti che interagiscono fra di loro, dove tante intendo veramente qualcosa che non è modellizzabile tramite un computer. Ok? Quindi se ho una pallina e la lancio in questa stanza, potenzialmente riesco a tracciarne la traiettoria, perché una, e anche se ci sono una serie di barriere strutturali o cose che possono accadere, riesco a dire. Ma se ci sono 1 miliardo di palline che possono colpire una l'altra, questa conoscenza diventa difficile anche per un computer molto potente. Benissimo, allora l'ingrediente chiave per studiare fenomeni aleatori è appunto la costruzione di un modello probabilistico. Il modello probabilistico si compone di 3 ingredienti e ditemi se vi ricordate questo fatto. I 3 famosi ingredienti del modello probabilistico sono l'insieme degli esiti del nostro esperimento, che è quello che chiamiamo spazio campionario, normalmente viene denotato con la lettera omega, potete scegliere anche la lettera S, per esempio, in una classe come spazio. Poi abbiamo un insieme di eventi e gli eventi sono in definitiva, e lo vediamo adesso, tutti i possibili sottoinsiemi di omega. Questo insieme normalmente è denotato con la sigma, lo potete chiamare F come famiglia, ok? Famiglia di sottoinsiemi. E poi da una misura di probabilità, e questa è denotata con questa lettera P eh, maiuscola. Vediamo in dettaglio questi 3 oggetti. Ok, quindi primo fatto, un modello probabilistico composto di questi 3 oggetti. Lo spazio campionario omega è l'insieme degli esiti possibili del fenomeno ed è qualcosa che riusciamo a scrivere a priori a seconda di quello che abbiamo, dell'evento del fenomeno che stiamo considerando. Se lancio un dado, ne osservo il punteggio, allora l'esito, sto pensando a un dado, quello classico a 6 facce, l'esito del dado sarà un numero compreso tra 1 e 6, quindi il mio spazio è in questo caso uno spazio numerico.
finito. Normalmente nelle scuole ci si attiene agli esempi in cui omega ha uno spazio finito, ma insomma la questione può essere più generale. Se pensiamo all'estrazione da una carta di un mazzo, allora l'insieme degli esiti possibili è appunto la collezione di tutte le carte del mazzo. Questa volta non abbiamo più un insieme numerico, ciò nonostante possiamo sicuramente pensare di numerare le carte e ricondurci alla situazione numerica. La squadra vincitrice del famoso campionato del 2023-24 sarà ovviamente l'insieme di tutte le squadre partecipanti. Se guardiamo questo è dal punto di vista veramente matematico, forse l'esempio più complesso, se pensiamo ad un tempo di attesa ad uno sportello, ad una posta, ad una banca, alla cassa di un supermercato, allora questo tempo è un numero, questa volta reale, positivo. Ok? Quindi non siamo più nei numeri interi, è vero che misuriamo il tempo sempre con degli orologi, quindi con degli apparecchi che misurano il tempo discretizzato, ma tendenzialmente pensiamo al tempo come un oggetto continuo e quindi lo spazio che meglio lo rappresenta è proprio l'insieme dei numeri reali. Ok? Se avete domande mi potete interrompere in qualsiasi momento. Quindi, se ho un fenomeno, la prima cosa che riusciamo tutti a fare è scrivere l'insieme degli esiti possibili. Bene. Gli eventi, formalmente, cos'è un evento? È un'affermazione su quello che sarà l'esito del fenomeno casuale di cui vogliamo calcolare la probabilità e in definitiva viene identificato con quel sottoinsieme di omega che lo realizza. Adesso facciamo degli esempi. Intanto a livello di notazione, chiaramente la notazione, insomma, è fissata a priori, ci aiuta a muoverci. Ecco, gli eventi sono normalmente denotati con delle lettere maiuscole del tipo A, B, C, D. Allora, se per esempio lancio un dado e dico, secondo me uscirà il numero 6, allora l'affermazione, il punteggio del lancio del dado è 6, è un evento ed è identificato con il singoletto 6, che è appunto l'unico esito che lo verifica. Se invece, sempre nel lancio di un dado, la mia affermazione è, beh, verrà fuori un numero pari, allora questo evento comprende tre possibili esiti, che sono l'uscita del numero 2, del 4 e del 6. Se, questo è un altro esempio, se l'affermazione riguarda l'estrazione di una carta di un mazzo e l'affermazione è la carta scelta dal mazzo è una figura, supponiamo di avere un mazzo di 40 carte, il famoso mazzo vicentino, napoletano, quel che volete, allora il sottoinsieme dello spazio campionario che verifica questo evento è dato dalla collezione di tutte le possibili figure del mazzo. Ok? Poi posso descrivere a uno, io ho scritto qua, no? In maniera generica. Chiaro? Quindi ogni affermazione è identificata con quel sottoinsieme di esiti che la soddisfa e quello lo chiamiamo evento. Quindi da un punto di vista matematico per noi è un evento. Questa è un'altra affermazione. La carta scelta da un mazzo è un asso. Bene, essa sarà l'insieme dei quattro assi del mazzo. Quindi gli eventi sono tutti possibili sottoinsiemi nel nostro spazio e per questo diciamo che per lavorare con gli eventi c'è utile ripassare un pochino di teoria degli insiemi, operazioni e così via. Nota, gli eventi come affermazioni a priori sono tutti possibili, ma vogliamo capire quanto hanno una possibilità. Potrebbe essere una possibilità nulla, allora in questo caso specifico diremo l'evento ha probabilità nulla, ovvero è impossibile. Mm. Il punto è che a questo punto vogliamo, e questo lo farà il terzo ingrediente, misurare quanto un evento è possibile. Come lo facciamo? Lo facciamo appunto tramite la misura di probabilità. La misura di probabilità è una funzione denotata con questo P che come funzione agisce sull'insieme di tutti, la famiglia di tutti gli eventi.
e che associa ad un evento E il valore P di E, che è appunto detto probabilità dell'evento ed ha un valore compreso tra 0 e 1. Questo valore misura la possibilità che l'evento ha di verificarsi. Se questo valore è 0, l'evento ha probabilità nulla; se ha probabilità 1, allora diremo che l'evento è certo. Attenzione. Ora, la questione, in generale, non banale, è come scegliere P, perché questi sono gli ingredienti generali, ma dopodiché dobbiamo poterla scegliere. Questo chiaramente è una questione molto delicata che pertiene a chi fa il modello matematico, ok? Può essere basata su una scelte statistiche, ci arriveremo dopo, ritorneremo appunto dopo su questo, ma c'è una situazione che è più semplice, in cui possiamo assegnarla noi, che è la situazione in cui tutti gli esiti del nostro fenomeno, del nostro esperimento, sono ugualmente possibili per ragioni, se vogliamo, di simmetria. Cioè, se ho una moneta e non ho ragione di pensare che sia truccata, perché truccare una moneta non è neanche una cosa semplice, allora è abbastanza chiaro che nel lancio tenere testa o croce, le due situazioni avranno stessa possibilità o similmente nel dado. Ecco, il migliore del mondo possibile, se lancio un dado, mi aspetto che ciascuna delle facce sia ugualmente possibile. Se scelgo in modo casuale una carta oppure una pallina da all'urna, mi aspetto che insomma tutti gli esiti abbiano la stessa possibilità. Allora, questa situazione è quella che dà luogo al cosiddetto modello uniforme, cioè una specifica scelta della probabilità, che è la probabilità uniforme, che a questo punto fa sì che il valore di P sia molto semplice da determinare, perché in definitiva assegna a ogni esito il valore 1 fratto il numero totale degli esiti possibili. Ne diamo un'idea intuitiva, tanto perché siamo tutti ok, sicuri di cosa stiamo facendo. Se lancio una moneta, diciamo che vinciamo se esce testa. Allora, qual è la probabilità di vincere? Beh, sarà una su 2, cioè un mezzo, ovvero 0,5, ovvero del 50%. Tre possibili modi di scrivere, ma insomma, sempre un mezzo è. Ok? 1 su 2. Se lancio un dado, e diciamo che vinciamo se esce 6. Allora, qual è la probabilità di vincere? Sarà una su 6, cioè 0,1667. Ogni tanto possiamo fare anche l'esercizio di mettere i numeri, tanto per capire quanto sono poi piccoli o grandi, ovvero del 16,67%. Se lancio una pallina alla roulette, qua siamo sempre qua, e vinciamo se esce un numero della prima sestina. Prima sestina sono tutti i numeri compresi tra 1 e 6. Allora, in questo caso, siccome gli esiti possibili sono 37, dobbiamo contare anche lo 0, avremo 6 su 37, è più o meno 0,1622. Quindi la regola, che è facile da ricordare e da trasmettere, è che negli spazi uniformi, cioè se tutti gli esiti hanno stessa possibilità, la probabilità di un evento è pari alla cardinalità di quell'evento, cioè il numero di elementi che sono in E, fratto il numero, ovvero il numero di casi favorevoli alla nostra affermazione, fratto il numero di casi possibili. Uh, quindi la ricetta è semplice, però c'è qualcosa che può non essere banale e che va tenuto presente. Per implementare questa formula dobbiamo tenere presente che intanto la ricetta può essere combinata se abbiamo a che fare con eventi indipendenti. Cosa intendo con questo? Immaginiamo di lanciare 3 volte una moneta, oppure 3 monete diverse, la stessa cosa. Qual è la probabilità di ottenere 3 volte testa? Beh, ogni lancio è indipendente dall'altro, questo è abbastanza intuitivo. Ok? Quindi sono 3 esperimenti diversi. Allora, diciamo, l'aver ottenuto la sequenza di 3 teste sarà la probabilità di aver ottenuto testa al primo lancio, abbiamo detto che è un mezzo.
per la probabilità di ottenere testa al secondo, un mezzo, per la probabilità di aver ottenuto testa al terzo, un mezzo. Se non volessimo usare l'assunzione di dipendenza che vogliamo usare, perché deve essere qualcosa a cui a un certo punto ci convinciamo, potremmo anche pensare che l'esperimento guarda tutte le sequenze di lanci lunghe 3, quelle che possiamo ottenere. Allora, quanti sono i casi possibili? Sono 2 alla terza, cioè 8, e il caso favorevole è l'unica sequenza testa a testa. Comunque, in definitiva, un primo messaggio possiamo implementare, mettere assieme eventi indipendenti. Se lancio una moneta e poi lancio un dado e poi giro la roulette e poi cerco di indovinare la data di nascita del mio compagno di banco, inteso, allora la probabilità di realizzare questo evento sarà il prodotto delle singole probabilità, d'accordo? Poi serve una certa capacità di conteggio. Perché la capacità di conteggio? Perché questa formula cambia in gioco le cardinalità d'insieme, il numero di elementi che sono un insieme. E questo è appunto raccolto nel calcolo combinatorio. Un esempio, prima di passare al calcolo combinatorio, ma facciamo il calcolo che può essere fatto a mano. Se lanciamo 3 volte una moneta, qual è la probabilità di ottenere 2 volte testa? Come lo... Eh? Esattamente 2 volte testa. Allora, a mano, uno dice, allora, per ottenere 2 volte testa, allora, o ottengo testa, testa, croce, o testa, croce, testa, o croce, testa, testa. Quindi ho 3 casi su un totale di 8, giusto? Oppure ogni sequenza probabilità un ottavo, ci sono 3 sequenze che me la realizzano distinte. Quindi 3 ottavi. Comunque la vogliate pensare, questo è. Ok? Allora, ho fatto 2 test su 3 lanci. Se adesso vi dico 27 test su 1400 lanci, ok? Non possiamo più farlo a mano, ok? E allora è bene ricordare qualche formula. Le formule che voglio ricordare sono poche, sicuramente le ricordate, ma vediamo. Allora, intanto, in quanti modi possiamo ordinare n elementi di una famiglia? Cioè, quindi abbiamo n elementi distinti e cerco tutti i possibili ordinamenti. Li metto in sequenza e siccome la sequenza è ordinata, ordinamenti diversi. Allora, la formula che si ottiene è quello appunto che ci dà l'n fattoriale, perché il primo elemento della mia sequenza può essere scelto in n modi. A quel punto, una volta che ho piazzato il primo elemento, me ne rimangono n-1 e devo scegliere tra questi n-1 andrò a scegliere il secondo. E quindi la prima scelta di n andrà combinata con la seconda scelta di n-1 e poi di n-2 e così via. Ok, vi ricordate? Dopodiché la domanda: quante sequenze ordinate di k elementi distinti scelti tra gli n disponibili possiamo costruire? Uso il termine sequenze ordinate, queste diciamo molti libri lo chiamano disposizioni di k elementi su n, solo che disposizioni è un termine e francamente che non è del linguaggio comune, che appella poco, che fa, diciamo, poca leva sulla fantasia, direi che sequenze ordinate si capisce chiaramente cosa vogliamo dire. Questo numero si ottiene in modo un po' simile a quella procedura, in che modo? E di fatto la domanda 1 è un caso particolare di questa domanda 2. Se devo scegliere sequenze lunghe k, avrò n modi per scegliere il primo elemento, n-1 modi per scegliere il secondo, n-2 per scegliere il terzo e così via fino al k che potrà essere scelto in n-k più 1 modi. Questa produttoria può anche essere scritta come rapporto tra fattoriali perché c'è una semplificazione e chiaramente questa è una scrittura più compatta. Diciamo che queste le chiamiamo sequenze di k elementi scelti da n. E infine, quante collezioni invece di k elementi distinti scelti fra gli n disponibili possiamo costruire? Quindi in questo caso sono delle collezioni, delle famiglie di k elementi, quindi non sono più interessata all'ordine, ma
sono elementi distinti, quindi non posso ripeterli. E allora questa, questa quantità è quella che ci dà il coefficiente binomiale k su n, chiamate combinazioni di k elementi su n, anche in questo caso il termine combinazione non si capisce di chi e di cosa, mentre se vogliamo il termine collezioni penso che si spieghi un pochino meglio. Ehm, il modo, vi ricordate come si ottiene questa identità, questo conteggio? Si passa tramite le sequenze, perché l'idea è che una collezione di k elementi, ciascuna collezione di k elementi, possa essere ordinata in k fattoriale modi, questo utilizzando il punto 1. Ma allora al numero di collezioni corrisponde un numero di sequenze che è quel numero per k fattoriale e allora dopodiché facciamo un'inversione e otteniamo esattamente il coefficiente binomiale. Vediamo un esempio, lo faccio per alleggerirvi, così evitiamo di andare troppo, ok? Magari no, magari insomma, spero di non avervi detto cose che più o meno vi ricordavate. Supponiamo di giocare al Superenalotto, cioè abbiamo un'urna, nell'urna ci sono 90 numeri e ne vengono estratti 6. Naturalmente è un'estrazione senza reinserimenti. Estraggo, leggo e metto da parte. Ora vinciamo se indoviniamo i 6 numeri, questo è il Superenalotto. Qual è la probabilità di vincere? Beh, noi stiamo puntando su una sequenza, quindi vinciamo se nell'estrazione esce quella sequenza. Quindi abbiamo un caso favorevole su tutti i casi possibili. Quanti sono i casi possibili? Sono un numero di sestine. Cioè dobbiamo contare il numero di sestine che possono essere estratte. Ok? Quante sono le sestine? Sono 90 numeri. Devo scegliere, è una collezione di 6 numeri su 90, quindi è proprio questo coefficiente nominale che è pari a 622.614.630. Quindi la probabilità è questo numero. Ora, ancora una volta, per giocare un po', ma anche perché è utile, chiaramente è che abbiamo tutti questo numero piccolissimo, forse se con la calcolatrice lo trasponiamo in cifre decimali lo si capisce anche meglio, ma anche con la cifra decimale uno possiamo aggiungere zeri, ma è sempre difficile capire veramente quanto è piccolo. Allora, per capirlo, quello che possiamo fare è andare a considerare tanti eventi indipendenti, come prima, tale per cui il prodotto delle varie probabilità prossimi si avvicini man mano a questo valore. Per esempio, io mi sono calcolata che questa probabilità equivale alla successione, al verificarsi in successione di questi eventi. Allora lanciamo 5 volte una moneta e otteniamo 5 volte testa. Intanto questa è probabilità 1 su 32, dice è una probabilità ragionevole, però proviamo a lanciare la moneta e vediamo quante volte dobbiamo farla per ottenere 5 teste di fila. Ecco. Poi lanciamo due dadi e otteniamo una coppia di 6, probabilità 1 su 36. Poi scegliamo una carta da un mazzo da poker e così al primo colpo abbiamo un asso di cuori, 1 su 52. Ci stiamo avvicinando, ma ancora siamo parecchio sotto. Dopodiché, questa invece ci avviciniamo abbastanza, scendiamo per strada e scopriamo che la prima persona che incontriamo è nata il nostro stesso giorno dell'anno, probabilità 1 su 356. E infine a questa persona gli chiediamo se per caso ha una moneta da 1 euro in tasca, se ce l'ha, me la sono scritta come più o meno un mezzo, 8/15, devo ammettere che è stata una scelta per far tornare il calcolo. Se ce l'ha la lanciamo 4 volte e otteniamo 4 volte croce. Probabilità 1 su 16. Se facciamo questa moltiplicazione, la moltiplicazione di queste singole probabilità, arriviamo qua. Quindi, ok? Dà un pochino più un'idea di quanto sia improbabile ed è, se vogliamo, anche un modo per giocare un pochino su comporre un po' eventi indipendenti. D'accordo? Va bene.
Allora, quindi non impossibile, ma alquanto improbabile. Ora, volevo, prima di passare un pochino all'attività guidata, cioè, appunto, vi ho detto prima, c'è una situazione in cui, semplice, in cui riusciamo a scrivere la misura di probabilità è quella in cui tutti gli esiti sono ugualmente probabili, ma ovviamente è chiaro che questo non è che rappresenta tutte le situazioni. E qua c'è un disegno che lo mostra graficamente, c'è una ruota, ci sono tre colori associati a tre numeri, dipende cosa vogliamo, e quindi diciamo questa ruota gira e quando si ferma uno di questi colori. È abbastanza intuitivo che diciamo in questo caso 1 e 2 avranno stessa probabilità di accadere, mentre 3 avrà una probabilità molto maggiore, all'incirca la somma delle altre due, ok? Per questa questione. È la stessa cosa se prendiamo un'urna e mettiamo due palline rosse, una bianca e una verde, e estraiamo. È chiaro che le palline rosse hanno una probabilità di 2 su 4. Allora, in questo caso come facciamo? Se vogliamo, intanto è chiaro che lo spazio campionario è sempre dato dai tre colori oppure dai tre numeri 1, 2, 3. Lo spazio degli eventi è sempre dato da tutti i possibili sottoinsiemi, quindi ho scritti insieme vuoto, i singoletti, tutte le possibili coppie, e poi l'insieme totale 1, 2, 3. Il punto è che adesso non è più vero che appunto tutti gli esiti hanno lo stesso probabilità, perché e questo lo si vede bene, in questo esempio 1 e 2 hanno probabilità entrambi un quarto, mentre 3 ha probabilità un mezzo. Se metto però insieme 1 e 2, allora dovrò avere probabilità un mezzo, se metto insieme 1 e 3 dovrò avere probabilità tre quarti e così via. Insomma, con una procedura in realtà che parte da associare una probabilità ai singoli esiti, riusciamo poi a ricostruire la misura di probabilità nel senso più generale. E l'idea, l'intuizione chiave che volevo passare con questo disegno è che calcolare la probabilità è equivalente a calcolare delle lunghezze o delle aree o dei volumi in uno spazio campionario usando una misura che è la misura di probabilità. Questa è l'idea. Talvolta può corrispondere a una misura di lunghezza o di area o di, ok, se scelgo un punto all'interno di un cerchio, cose di questo genere. E quindi in realtà, insomma, se vogliamo, se uno volesse approfondire, o se volete cercare su internet, questo è quello che cade nell'ambito più generale della teoria della misura e quindi in questo caso si parla di sigma algebre, non di famiglie di eventi, ma di sigma algebre e di spazi di probabilità ad essi collegati. Ma è solo un piccolo, ok, una piccola liaison. Allora, questo è l'esercizio guidato, semplice, ma che sarà collegato alla seconda attività. Supponiamo, quindi arriviamo alle prove ripetute. Voglio farvi ragionare un pochino su questa cosa che si riesce anche a fare appunto in classe. Intanto fissiamo un valore n che saranno i lanci di monete, cioè il numero di volte in cui ripeto la stessa prova. E fisso un valore k tra 0 ed n che sarà il numero di teste che ho ottenuto. Siamo d'accordo che se lancio n volte una moneta, il numero di teste ottenibile va da un minimo di 0 se ho ottenuto tutte croci ad un massimo di n se ho ottenuto tutte teste. Per esempio, n uguale a 100, k uguale a 42. Allora uno vuole chiedere qual è la probabilità di aver ottenuto su 100 lanci 42 teste. Mm? Allora, l'esercizio è fatto in questi punti, quindi tranquillo, tranquillo. Quante sono le possibili, se volete lo possiamo, ho messo anche le soluzioni, ora quindi ci sono già le soluzioni, magari uno può un attimo ragionarci anche più con calma per scriverle più dettagliatamente, insomma, per preparare un'attività, ecco. Ma le ho già scritte nelle slide, ma prima di dirvi la soluzione, proviamo a ragionarci assieme. Intanto, quante sono
le sequenze di testa e croce in n lance. Quante sequenze riesco a ottenere? 2 alla n, no? Perché sono 2 per il primo lancio, da combinare con le 2 per il secondo, e quindi ad ogni lancio abbiamo 2 possibili esiti, quindi in totale saranno 2 n possibili sequenze. Questa è una formula anche che fa parte del calcolo combinatorio che non ho neanche ricordato, lasciatemi dare qualcosa di scontato, ma naturalmente una classe in cui viene affrontato questo discorso. Ci sono sequenze più probabili secondo voi? Io spero mi diciate tutti di no. Perché, perché non ci sono più probabili? Perché ogni lancio, ogni esito ha probabilità un mezzo. Un mezzo ottengo testo, un mezzo ottengo croce. Qualsiasi sequenza è ottenuta appunto con una successione di teste e croci, quindi sarà data, avrà una probabilità che è pari a un mezzo per un mezzo per un mezzo per un mezzo. Qualsiasi sequenza ha probabilità 1 fratto 2 alla n. Qua ho scritto la moneta è, qua ogni passo testa e croce hanno stessa probabilità di verificarsi e quindi se anche replico l'esperimento questo non può cambiare. Poi, quante sono le sequenze con k teste? Allora, qua io cosa devo contare? No, io ho delle sequenze dove ci sono n simboli. Un primo simbolo, un secondo simbolo, un terzo, ci sono n simboli. Ora quello che sto dicendo è, voglio guardare sequenze in cui esattamente k simboli sono testa. Per contarlo, cosa devo fare? Devo selezionare quali sono le posizioni, quali sono i lanci in cui ho ottenuto testa. Questo automaticamente mi dirà, ok, quelle in cui sono croci. Quindi ho esattamente, bisogna capire in quanti modi si possono disporre k teste e n meno k croci in n lanci, e questo è proprio il coefficiente binomiale. Perché sto guardando ad una collezione di lanci tra gli n eseguiti che mi hanno dato k teste. Siete d'accordo? Ok. Qual è la probabilità che in n lanci si ottengono k teste? Casi favorevoli su casi possibili. Ok? Quindi l'attività l'abbiamo già svolta, non vi ho lasciato molto tempo, ma capite che si può un pochino organizzare con un pochino più di calma se vuole essere presentato ai ragazzi, ed è qualcosa a cui possono arrivare anche loro. Naturalmente n può essere fissato, uguale a 10, uguale a 20, così come K. Avete domande su questo? Va bene, l'esercizio continua, ma non è molto diverso da quello precedente. Supponiamo invece adesso che la manica non è più equa, cioè che la probabilità di ottenere testa ha un valore P, che però è diverso da un mezzo, è diverso da 0,5. Per esempio è 0,7, ma insomma non ha importanza, lo chiamiamo P. Sappiamo che non è equa, quindi tendenzialmente c'è un valore che esce con più probabilità dell'altro. Allora, intanto, qual è la probabilità di ottenere una sequenza di sole teste in n lanci? Allora, in un lancio la probabilità di ottenere testa è P. La probabilità di ottenere testa a testa? P al quadrato. Testa, testa, testa? P al cubo. P alla n. Abbiamo probabilità P di ottenere testa ad ogni lancio e quindi componendo otteniamo P alla n. E la domanda adesso è, ci sono sequenze più probabili? Sì, in particolare se P è, come in questo esempio, maggiore di un mezzo, tipo 0,7, quale sarà la sequenza più probabile? Quella di solo test. E qui scrivo appunto sì, come si verifica confrontando la probabilità di sole teste con quella di sole croci. Una è P alla n, l'altra 1 è P alla n. Allora è chiaro che a seconda
del valore scelto di P, se è maggiore di un mezzo, la probabilità sarà massima se ho tutte teste, se è minore di un mezzo, viceversa, sarà massima se ho tutte croci. Ok? Ora, qual è la probabilità di ottenere una fissata sequenza, ho saltato il passo intermedio perché l'avevamo già fatto, composta di k testa e n in k croci? Come la ragioniamo? Giusto? Un pezzo. Allora, esatto. Siccome abbiamo una frequenza fissata, è data, non l'ho scritta, ma la potrei scrivere, dove ci sono k teste e n in k croci, allora avrò p alla k, cioè p per p per p per p, k volte tutte le volte che ho tenuto testa, per un bel p alla n meno k. Qua perché ho fissato una sequenza. Se adesso vado alla domanda più generale, che è qual è la probabilità che in n lanci si ottengono k teste, che non è la probabilità di una sequenza, ma è la probabilità, potremmo dirla così, di tutte quelle sequenze che hanno k teste. Quindi non è un esito, sono tanti esiti. Allora io la direi così, sono tanti esiti, ma tutti con stessa probabilità. Quindi globalmente la loro probabilità è la probabilità di uno per il loro numero, la loro cardinalità. Infatti, poiché ogni sequenza con k teste ha uguale probabilità, la probabilità di questo evento che raccoglie tanti esiti disgiunti, ok? Facciamo un esempio, k uguale a 1, la probabilità di ottenere una testa in n lanci sarà la probabilità della sequenza testa, croce, 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 oppure croce, testa, croce, 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 testa, croce. Quante sono? Sono n. Perché sono n? Perché il binomiale 1 su n è uguale a n. Chiaro? Diciamo che poi anche questo, se volete, facciamo poi un break e mi fate tutte le domande. Chiaramente questa formula, uno dice, ma è una formula strana, ma è chiaro che generalizza la formula che abbiamo trovato prima quando P è uguale a un mezzo, perché se P è uguale a un mezzo, P e 1 meno P sono entrambi uguali a un mezzo, quindi al posto di questo P alla K, un meno P alla N meno K, avremo un mezzo alla N, cioè n su k fratto 2 alla n, che è la formula, esattamente la formula di prima. Quindi questa parte qua era introduzione a questa formula generale che però in definitiva la contiene. Cosa abbiamo ottenuto? Qua vi ho fatto degli esempi. Ehm, Se prendiamo 10 lanci, il numero di teste possibile andrà da 0 a 10. Vogliamo fermarci? Ah, no, no, devo già lavorare. Ah, ok. No, esatto, è simmetrico. Se P è uguale a un mezzo, otteniamo questo istogramma. Quindi in ascissa ho messo il numero di teste che possiamo ottenibili, quindi da 0 a 10. E in ordinata, in istogramma, ho messo la probabilità di ottenerla. Allora, qui sembra che ci sia probabilità nulla, è semplicemente che c'è un numero molto molto piccolo, già su 10 lanci, ok? Però otteniamo un istogramma che chiaramente è simmetrico. Sapete perché è simmetrico? Guardiamo la formula di prima. È simmetrico. Esatto, perché n su k è una funzione, se la pensiamo come funzione di k, è simmetrica in k e quindi si porta dietro la simmetria anche una volta che è divisa per 2 alla n. Bene, se P è diverso da 0,5, per esempio, otteniamo una cosa di questo genere. Riuscite a capire da questo grafico se ho scelto P maggiore o minore di un mezzo? Maggiore di un mezzo, perché vedete che le probabilità sono tutte spostate verso i numeri alti di teste su 10 lanci.
P0,75 infatti. Oppure così. E qui vedete che la massa di questo histogramma è tutta spostata sui numeri bassi, che vuol dire che sto ottenendo tendenzialmente poche teste, che vuol dire che P è minore di un mezzo, infatti è 0,25. Ehm, Questo semplice esperimento che può essere fatto con le monete, può essere fatto con un'urna, con palline colorate, si può replicare in vari modi, ci dà anche la possibilità di ragionare sul rapporto che c'è tra probabilità e frequenze. Supponiamo per esempio di eseguire 10 lanci di monete, quindi n è fissato uguale a 10. Ok? Numero fattibile. Lanciamo n volte una moneta e registriamo il numero di teste ottenuti. Mi sono venute 4 teste, segno 4. Però ripeto questo esperimento n volte, che ne so, 100 volte. Ho 20 studenti, lo faccio fare a ciascuno di loro 5 volte e registro i risultati, i miei 100 risultati. Quindi quello che ottengo è una sequenza di n valori, diciamo n uguale a 100, che vanno tra 0 e 10. E allora a questo punto posso andare a calcolare quelle che sono le frequenze relative, cioè per ogni k fissato vado a calcolare, questa è la frequenza del valore k in m esperimenti, cioè calcolo il numero di esperimenti che hanno dato esito k fra tutti gli m possibili. Per esempio, su 100 volte, quante volte ho ottenuto 0? Una volta. 1 su 100. Quante volte ho ottenuto 1? 3 volte. 3 su 100. Quante volte ho ottenuto 2? 7. 7 su 100. Quante volte ho ottenuto 4? 20. 20 su 100. Quante volte ho ottenuto 5? 25, eccetera. E disegniamo, a questo punto possiamo disegnare l'istogramma. Cosa ci aspettiamo di ottenere? E questo mi porta all'esperimento virtuale, perché questo lo possiamo fare in classe oppure lo possiamo fare al computer. Io ho trovato un sito su internet, alcuni docenti amano per esempio R, o insomma ci sono tanti applicativi che si possono utilizzare. Vi mostro, ehm, vi mostro. Vediamo se riesco a... Questo è lo spam di dopo. Questo è il sito che è riportato sulle slide. Allora, come funziona? È un sito in inglese, ma insomma si chiama è l'esperimento della moneta, del binomiale. Allora, intanto ci sono due numeri. N è il numero di lanci consecutivi di una moneta, per esempio qua l'ho settato uguale a 10. P è, in questo caso è settato uguale a 0,50, la probabilità della moneta, posso spostarla, abbassarla, eccetera. Quello che vedete tracciato qua è l'istogramma che avevo mostrato prima, insomma, dove in ordinata abbiamo le probabilità di ottenere vari numeri di teste. Questo stop 100 è il numero di volte che vogliamo ripetere l'esperimento. Posso mettere 100, posso mettere 1000, 10, posso settarlo. E posso fare sia o faccio un esperimento, in inglese quindi è head or tail, non ha importanza finché la moneta è equa, possiamo pensare che rosso, comunque rosso è testa e tail è verde è croce. Quindi in questo esperimento, vedete, ho fatto solo una prova, ho ottenuto 4 volte teste, lo vedete che rimane traccia qua anche di questa statistica, eccetera. Finché lo faccio una volta, ho ottenuto 4, lo faccio un'altra volta, adesso ho ottenuto 6. Quello che sta andando a costruire è l'istogramma invece delle frequenze. Finché ho fatto una misurazione, ho ottenuto 4 una volta su 1 e quindi ho tutta una montagna su 1, è tagliata perché è tagliata. Ma se lo faccio 100 volte, c'è questa doppia freccetta che mi permette di farlo veloce. Ecco quello che ho ottenuto. La forma non è esattamente uguale all'istogramma che c'è sotto, ma lo ricorda molto. Se andassi per esempio e tra l'altro qua vedete
tiene traccia di tutti gli esiti. Tiene traccia di tutti gli esiti. Per esempio, è capitato anche che siano venute 2 teste o 8 teste, che sono di per sé, no? Situazioni che ci appaiono particolarmente improbabili, anche se va ricordato che ogni sequenza è ugualmente improbabile. Ma l'osservazione sul numero di croci, questo sì che chiaramente i valori centrali raccolgono un sacco di possibili sequenze. Se per esempio lo fermo a 1000, ci vuole un pochino più di tempo, ma neanche tanto, lo fa lui l'esperimento e vedete che man mano che andiamo avanti, quello che otteniamo si avvicina sempre di più all'istogramma teorico. Ok? Ci arriviamo in un tempo ragionevole, ci siamo quasi. Eccoci. Tra l'altro l'ultima giocata è stata 2 teste e 8 croci di fila, ma vedete l'istogramma si avvicina molto. Se scegliamo P, è chiaro che più volte proviamo e più ci avviciniamo a questa cosa. Se scegliamo P tipo 0,75, in questo caso, guarda, mi basta fare anche 100 esperimenti. Vedete che l'istogramma teorico è spostato a destra. Se adesso mando l'esperimento, gli arrivo già in 100 volte, gli arrivo più vicino. Forse 100 non bastano, farò un altro po' di volte, però insomma effettivamente l'avvicinamento è parecchio più rapido. E quindi se volete, un sito è un buono strumento per velocizzare un pochino le cose in una classe e per far capire arrivare alla considerazione che vogliamo fare. Allora, ritornando un attimo alle slide, quindi in questo sito si impostano vari parametri, chiamiamoli così: la probabilità di ottenere testa della moneta, il numero di lanci da eseguire in un'unica soluzione e poi il numero di ripetizioni m che vogliamo eseguire. Quello che si ottengono sono le sequenze di lanci, le esatte sequenze di lanci, ma anche le relative statistiche, per esempio il numero di teste ottenute, e poi viene calcolato man mano che le prove vengono ripetute l'istogramma delle frequenze relative e quindi vediamo l'evoluzione proprio nel tempo di questo istogramma che si avvicina mano a mano a quello teorico. Uh, qual è l'osservazione che ricaviamo da questo? È che se l'esperimento viene ripetuto molte volte, quindi se m è molto grande, si ottiene un istogramma molto simile a quello delle probabilità. Questo cosa significa? Che se la probabilità di ottenere k test in 10 lanci, abbiamo fissato un numero n, 10, qualunque sia k, questa probabilità è proprio molto vicina alla frequenza relativa del valore k. Perché questo è proprio il contenuto di quello che è noto come legge dei grandi numeri. La legge dei grandi numeri afferma che se viene eseguita, vengono eseguite delle prove in sequenza, quindi ripetiamo tante volte la stessa prova in maniera indipendente, quindi, allora la frequenza di un evento si avvicina alla probabilità, quella che chiamerei teorica, quella che in principio potrebbe essere ignota, dell'evento. Ok? Che probabilità c'è che domani ci sia il sole? Io non so. Io non so, non ho un modello matematico che riesca a tenere conto, data la complessità di quello che può essere il sistema metrico. Però posso pensare, ma ho le rilevazioni fatte adesso sbaglio sicuramente la data, 16 di novembre nell'arco dei vari anni, faccio una statistica, domani ho detto, faccio una statistica e dico, beh, la mia probabilità è un mezzo, per esempio, o non lo so. Ok? Ad ogni modo, questo risultato, che è un risultato teorico, in definitiva è un risultato che permette di assegnare, dal punto di vista modelistico, di assegnare la probabilità ad un evento sulla base di un'osservazione statistica, quindi è alla base dell'approccio cosiddetto frequentistico,
che ci permetta di dare una stima della probabilità dell'evento che è a posteriori. Io non la conosco, quella probabilità, so che è una probabilità P, so che c'è una legge dei grandi numeri che mi dice che quella probabilità è approssimata dalla mia valutazione statistica, dalla mia frequenza relativa, almeno per n. Allora, c'è un momento per fare una pausa, non so se vogliamo approfittare adesso per fare una piccola pausa prima che arrivi. Diciamo, adesso inizia la parte sulla passeggiata aleatoria, una parte descrittiva, contiene a sua volta un esercizio guidato molto legato al precedente e più un esercizio un pochino più che faremo assieme, un'applicazione un po' più diciamo, meno banale, legata alla rovina del giocatore, insomma, più guidata, ecco. E poi concluderò con delle slide sui sistemi complessi, in cui sono in realtà solo piccoli esempi che possono essere menzionati per capire come poi eh, le cose sono legate fra di loro. Volete fare pausa adesso o facciamo pausa dopo al secondo esercizio guidato? Decido io vado avanti come un treno. No, va bene, dai, penso che possiamo fare un altro pochino di slide che sono leggere, ci fermiamo dopo il secondo esercizio guidato, così potenzialmente potrebbero esserci delle domande. D'accordo? In realtà queste slide sono molto leggere. Intanto, queste prime slide, cosa sono i moti casuali? Sono o aleatori o moti stocastici, si dice in questo caso. Sono moti che non seguono una legge deterministica e quindi tale per cui non è possibile predire a monte, a priori, la posizione del corpo in movimento. E ciò nonostante abbiamo delle caratteristiche globali che riusciamo, che un pattern globale che ci indica che c'è una descrizione possibile. La casualità di questi moti è in generale dovuta alla presenza di innumerevoli e inconoscibili forze che agiscono sul moto. Mi avete portato, no, ho perso la penna nel frattempo. Senza complicarci troppo la vita, possiamo pensare a una penna del computer che è qua sul tavolo. Allora, io so per la fisica che ci sarà una posizione, se la cerco molto bene, in cui la penna sta ferma. Guarda, forse posso metterla addirittura così. C'è una situazione di equilibrio, instabile, ma di equilibrio. Allora, se io la lascio, lei dovrebbe stare ferma, invece la penna cade. Perché cade? Cade perché ci sono tante forze in gioco, che sono il tavolo che ha delle disomogeneità, il tavolo che vibra per l'effetto del traffico della strada, che fa vibrare lievemente l'edificio, ci sono delle correnti d'aria, possibilmente legate al riscaldamento, ci sono i movimenti delle persone in questa stanza, ci sono tante forze che per me, che sono piccolissime, e che non riusciamo a descrivere, ma fanno sì che questa penna non sta in piedi. Se ci sta per pochissimo, ok? Quindi questa è l'idea di forze per noi inconoscibili, comunque difficilmente descrivibili in un modello matematico, ma che rendono il moto casuale. Ok? Allora, se pensiamo appunto tra i moti casuali, il più importante, forse il primo a essere, ad emergere, se non altro perché è stato appunto formalizzato da Einstein e questo è uno dei suoi effettivamente più grandi risultati, per il concetto di relatività, è il moto di una particella in una sospensione acquosa. Questo venne osservato dal biologo Brown nel 1827 e Brown si chiese, ma
questo corpo, questa particella si sta muovendo, forse c'è della vita. Questa era la sua ipotesi, che ci fosse, che fosse del materiale vivente e che per questo si muovesse. Mentre qual è la spiegazione a cui poi è arrivata la fisica? Che no, il movimento è dovuto alle particelle di acqua, che sono molto più piccole e che quindi nessuna di loro è in grado di dare, no, una svolta definitiva al movimento di questa particella, ma che globalmente creano una dinamica caotica. E questo è quello appunto che chiamano moto browniano. Sempre nel 1900 a parlare di un moto con un andamento simile è Bachelier nel descrivere il moto del prezzo di un titolo azionario nel tempo. Ancora una volta abbiamo un oggetto che è impredicibile a priori e che ha delle caratteristiche molto simili a quelle rilevate per il modo della particella e che effettivamente può essere ben descritto da quello che chiameremo moto browniano. Questioni ad esse legate sono per esempio il moto di percolazione di liquido attraverso una superficie filtrante. Prendete uno Scottex, un foglio di carta assorbente, fate cadere una goccia d'acqua, vedete che l'area bagnata si sviluppa in un modo che non riusciamo assolutamente a descrivere in maniera deterministica, ma che si assomiglia da goccia a goccia, ok? Con un tempo, oppure il fronte, il moto del fronte di un incendio boschivo, stessa cosa. Ci sono delle caratteristiche globali che compaiono in tutti questi moti. Allora, per descrivere moti casuali l'idea è quella di dire assegniamo una probabilità a tutti i possibili percorsi, cioè a tutte le traiettorie che vediamo possibili. Come prima assegnavamo, avevamo tanti esiti possibili, ad ogni esito associavamo una probabilità. Quello che facciamo adesso è visualizziamo tutte le possibili traiettorie e associamo e assegniamo una probabilità a queste traiettorie con una scelta al solito che ci serve. E questo al fine appunto di modellizzare le forze macroscopiche, microscopiche che agiscono su di esso. Qui in questa figura non c'è niente qua di matematico, ho solo disegnato tante traiettorie, più che passeggiate, in realtà queste sono leggi orarie, nel senso dovete pensare che in ascissa abbiamo una sorta di tempo che va da 0 a 1000 in unità, sono moti su una linea unidimensionale, quindi su una retta se vogliamo, la retta verticale, e quindi ciascuna rappresenta una legge oraria diversa. Sono tutte diverse fra di loro, eppure hanno qualche cosa di similare. E vedremo dopo che effettivamente sono tante possibili realizzazioni di una passeggiata aleatoria. La passeggiata aleatoria è appunto il più semplice modello di moto casuale, ma anche effettivamente il più importante, perché è quello intimamente legato al moto browniano, che è un oggetto quasi universale, nei casi più tipici. Eh, pensiamo ad una persona, mettiamoci nel caso più semplice, una persona che passeggia su di una linea retta. Il caso più semplice è quello unidimensionale, non andrò oltre a questo, se non quando vi farò solo nelle slide in cui vi faccio vedere un po' di figure, ecco. Pensiamo ad una persona che passeggia su una linea retta, quindi se passeggia su di una linea ha solo due possibili direzioni, o va a destra o va a sinistra. Ok? E in particolare misuriamo la sua posizione in passi. Quindi al passo 0 diciamo che si trova nel punto 0, dopo un passo qua potrebbe essere andata o in direzione o a destra, o in direzione più 1, in direzione meno 1. Per farlo, quello che facciamo è chiamiamo con SN, questo è un simbolo, S poi starà per somma e vedrete perché. Questa è la posizione del camminatore al passo N. Ok? Quindi abbiamo S0 alla posizione al passo 0, S1 è dopo un passo, dopo due passi, dopo tre passi, così via.
Solo che Sn lo definiamo con una procedura probabilistica in modo tale che appunto sia un oggetto aleatorio. E qual è la procedura? È molto semplice. Al passo 0 siamo in 0. Dopodiché ad ogni passo lanciamo una moneta. Se viene testa andiamo avanti di 1. Se viene croce andiamo indietro. Chiaro? Dopo il primo passo lanciamo di nuovo la moneta. Se viene testa andiamo avanti di 1, se viene croce andiamo indietro. Quindi possiamo pensare che la nostra moneta invece che avere testa o croce c'ha più 1 meno 1. Lancio, se viene più 1 mi sposto di più 1 sulla retta. Se viene meno 1 mi sposto di meno 1. Un po' più formalmente, questo ci serve dopo. Come facciamo? Fissiamo il punto di partenza, Sn, S0 uguale a 0. Chiamiamo con Xn l'esito dell'ennesimo lancio. Quindi di una moneta che ha valori più o meno 1. Quindi Xn è una quantità che vale o più 1 o meno 1. Io posso anche lanciare a monte le mie monete e poi andare a disegnare il percorso. E allora diciamo, l'osservazione è che per definizione Sn è somma di tutte queste, di tutti questi passi. Se io ho fatto 2 passi più 1 e poi un passo meno 1, mi trovo in posizione 1. 1 più 1 meno 1, 1. Giusto? Che in particolare è anche uguale a Sn meno 1 più Xn. Giusto? Piccola considerazione. Quindi, per esempio, questo potrei anche farlo alla lavagna. Ditemi se vi è chiaro così. Quindi al tempo 0 siamo in 0, siamo in 0 con probabilità 1. Dopo un passo dove mi posso trovare? O in più 1 o in meno 1. Entrambi con probabilità 1 mezzo. Ho scelto una moneta equa. È chiaro che avrei potuto scegliere una moneta non equa, ma ci manteniamo su questo caso qua. Dopo 2 passi, dove posso essere arrivata? O in 2, o in 0, o in meno 2. E in particolare arrivo in 2 con probabilità 1/4, perché dovevo aver fatto più 1 più 1. Arrivo in 0 con probabilità 1 mezzo, perché ci posso arrivare in 2 modi. O faccio più 1 o meno 1, o faccio meno 1 più 1. Oppure arrivo in meno 2 con probabilità 1/4. S3 posso arrivare, la formula di prima ci dice guarda dove eri precedente e aggiungi più o meno 1. Quindi da più 2 posso arrivare o a più 3 o a più 1, da 0 a più 1 a meno 1 e da meno 2 da meno 1. Ok? Notate qualche cosa già qua? Se i numeri di passi sono pari, le posizioni quali possono essere? Possono essere solo pari. Con un disegno ve ne convincete abbastanza facilmente. Se i passi sono dispari, partendo da 0, possiamo essere solo in posizioni dispari. E ovviamente in 2 passi possiamo arrivare al massimo tra 2 e meno 2. In n passi possiamo arrivare al massimo tra più n e meno n. Ok? Quindi prima cosa otteniamo numero pari di passi, posizioni pari. Numero di passi dispari, posizioni dispari. Un esempio, questo è quello che vi dicevo al grafico. Trattandosi di un oggetto unidimensionale, cioè di una, posso dire, siccome è un moto che si svolge su una retta, parte da 0, ad ogni passo si va o più 1 o meno 1, disegnarlo qua cioè, è un po' difficile. A parte che questo colore è ancora più difficile. Parto dallo 0, poi vado in 1, poi torno in 0. Capite che quindi la cosa più conveniente è appunto fare il grafico dove mettiamo in ascissa il numero, ho fatto un po' storto, ma va bene, in ascissa mettiamo il numero di passi e in ordinata mettiamo la posizione, quindi al tempo 0 siamo in 0, dopo un passo possiamo essere o in più 1 o in meno 1, quindi possiamo essere andati o qua o qua. Dopo 2 passi
possiamo essere andati qua, stortino, insomma, possiamo essere andati o qua e così via. Ok? Quindi questa rappresentazione qua è la legge oraria del moto e vedete che queste sono alcune delle possibili realizzazioni. D'accordo? Se andate avanti vedete ancora un pochino meglio la legge che dicevo prima, insomma. Passi pari, posizione pari. Passi dispari, posizione dispari. Li ho tracciati tutti? Sì. Ok. Facciamo un pochino più di passi. Ok? Tra l'altro vedete che qua sono veramente tanti passi alla ricerca dell'ordine, no? Dei 500.000 passi e guardate che la massima distanza dall'origine è abbastanza piccola, no? Perché è dell'ordine di 300, delle centinaia. E vedremo che questo ha una spiegazione ben chiara. Esatto, è estremamente improbabile, cioè non che non siano possibili, questa è solo una traiettoria. Tutte le traiettorie sono possibili, ma la maggior parte delle traiettorie compierà una distanza, arriverò a dirlo dopo, in n passi sarà tipicamente a distanza radice di n, più o meno. Ok? Ordine radice di n con costanti davanti, insomma, naturalmente. Quindi in 100 passi più o meno siamo a distanza 10, 10, 20. In 1000 passi, la radice di 1000 è un pochino più difficile, era meglio se non la dicevo. In 10.000 passi siamo circa a distanza 100 e vabbè, così via. Ora arriviamo all'esercizio guidato, così poi facciamo un po' di pausa. Vedete che non è molto diverso da quello che abbiamo fatto prima. Anche qui, diciamo, fissiamo un valore n che sarà il numero di passi, per esempio 10. 10 passi vuol dire 10 lanci di moneta, ce lo ricordiamo. E un valore k tra meno n e n, che sarà in definitiva la posizione che andremo a osservare. Allora, questa è la prima parte. Quante sono le possibili traiettorie di lunghezza n? 2 alla n. Quante sono? Sono tutti possibili e ogni sequenza di lanci di testa e croce mi dà una traiettoria diversa. Quindi sono 2 alla n. Ok? Ad ogni passo abbiamo due possibili scelte, quindi 2 per 2 per 2 per 2. Ci sono traiettorie più probabili? A questo punto siamo tutti convinti che no, perché la moneta è equa e quindi ad ogni passo le due direzioni hanno stessa possibilità e questa cosa rimane invariata. E la risposta è no. Allora, quante sono le posizioni K che è possibile raggiungere in n passi? Questo l'ho già detto, ma quali sono le posizioni K che possiamo raggiungere in n passi? Abbiamo detto che in n passi possiamo andare da un minimo di posizione meno n ad un massimo di n. E in più però, esatto, quindi, perché vedete, in un passo io non riesco a essere in 0 e in due passi non riesco a essere né in 1 né in meno 1. Quindi si vede graficamente che si possono raggiungere tutti i valori k tra meno n ed n che hanno la stessa parità di n, si dice così, con la stessa parità. Se n è pari, allora k è pari, se n è dispari. E questo è qualcosa che si vede graficamente. Qua non c'è molta probabilità, sono cose preliminari, però, ok? Allora, qua arriviamo al calcolo un pochino di prima. Quanti passi a destra, cioè più 1, bisogna fare affinché Sn sia uguale a K?
E qua ci vuole carta e penna. Poca di carta e penna. La posizione, allora, n sono il numero di passi. Il numero di passi si decompone in numero di passi più 1 e numero di passi meno 1, giusto? In qualsiasi traiettoria, notate, questa traiettoria qua, per esempio, ho fatto un passo in su e un passo in giù, passo a destra e un passo a sinistra. Prima più, poi meno 1 e sono arrivata a 0. Qua ho fatto meno 1 più 1, sono arrivata uguale a 0. Prima osservazione che indipendentemente da come componiamo i passi, il punto in cui arrivo è sempre lo stesso. Perché? Perché, lo scrivo qua, se indichiamo con n più il numero di passi più 1 ed n meno il numero di passi meno 1, allora n è sicuramente uguale alla somma dei due. Ok? E Sn, vi ricordate che è una somma di x1 più x2 più... Quindi è fatta da più 1 meno 1 più 1 meno 1 più 1. Quante volte più 1? N più. Quante volte meno 1? N meno. Quindi Sn è data da questa differenza e sappiamo che è uguale a k. Se sappiamo che Sn è uguale a k, posso andare a risolvere perché è un sistema di due equazioni in due incognite. Le incognite per noi sono n più ed n meno. E noi vogliamo, la domanda è quanti passi a destra, cioè qual è il valore di n più? Chiaro? Due equazioni in due incognite, con calma le risolviamo, ma insomma, ve lo lascio. Al posto di n meno mettete n meno n più qua e vi viene n più due volte n più e a quel punto n più sarà questa cosa qua. Ok? 2n meno n più, scusate. Beh, abbiamo una pausa, quindi se volete poi dopo se c'è qualcosa la riguardiamo assieme. Quindi a livello formale, questa è una considerazione che può essere fatta a monte, però i miei n passi sono sicuramente divisi in un numero di passi che ho fatto in direzione più e un numero di passi che ho fatto in direzione meno. Quindi n è sicuramente n più più n meno. La posizione Sn, essendo una somma di passi, la posso riscrivere questa volta in una differenza tra n più meno n meno, che è più 1 più 1 più 1, n più 1 volte, meno 1 meno 1 meno 1, cioè meno il numero n meno. E adesso arriviamo. Quanti sono? Quindi questo n più, in definitiva, è il numero di teste che ho ottenuto nei miei n lanci se so che sono in posizione K. Allora mi chiedo quante sono le traiettorie tale per cui Sn è uguale a K, cioè dopo n passi sono in K. Come devo ragionare? Tutte le sequenze di teste e croci in cui ho esattamente n più teste mi portano in K. Quindi devo contare in quanti modi posso ottenere n più teste su n lanci, con n più fissato, cioè pari a n più k mezzi. Quindi, quante sono le traiettorie, tanto che dà di più n più? Bisogna capire, come prima, la stessa frase, in quanti modi possiamo disporre questi n più k mezzi passi più 1 sugli n totali. E quindi è proprio il coefficiente binomiale. Quindi è la stessa calcolo di prima, si tratta di capire il numero di sequenze con un numero fissato di teste fra gli n lanci. Solo che questo numero di teste è un pochino più involuto qua. E quindi ora che abbiamo
conosciamo la probabilità di ciascuna singola traiettoria e conosciamo quanti sono le traiettorie che mi danno luogo all'evento Sn uguale a k, non ce ne sarà solo una, ce ne sono tante, possiamo chiederci qual è la probabilità che Sn sia uguale a k. Quindi dopo n passi siamo in posizione K realizzando una delle traiettorie di qui sopra. Ciascuna di esse ha probabilità 1 fratto 2 alla n, ma ce ne sono n, ce ne sono un numero, fare questo coefficiente binomiale e quindi ho ottenuto questo risultato. Notate che qua ho scritto espressamente questo è possibile se K ha la stessa parità di n, perché se K non ha la stessa parità di n, questo è banalmente 0. E lo vedo già qua. Lo vedo già qua. Se K e N non hanno la stessa parità, questo numero qua non è un intero. Com'è possibile? Beh, perché evidentemente questo K è incompatibile. Siete d'accordo? Quindi mettete là, prendete N uguale a 2 e K uguale a 0, e quello l'ho beccato, scusa, uguale a 2 e K uguale a 1, mi viene 3 mezzi, dico, no, 3 mezzi non è un intero, no, non è un intero, e questo mi segnala il fatto che non c'è nessuna traiettoria che mi porti lì. D'accordo? Qui è una slide in cui ho riassunto il risultato con la procedura. E mi fermerei su questa, e quindi fermo la registrazione in modo tale che possiamo concederci un pochino di pausa, direi insomma, 10 minuti, un quarto d'ora di pausa, ecco, d'accordo? Quindi riprendiamo la registrazione e a questo punto proseguiamo con l'applicazione di quello che abbiamo visto. E qua c'è da divertirsi. Questo è in realtà un problema classico, il problema del gambler ruin, che è la rovina dello scommettitore o del giocatore. È un problema classico nel senso che c'è in vari testi di probabilità e fa un po' vedere, se vogliamo, un'applicazione a un gioco di scommesse che possiamo pensare anche molto rozzamente come fosse un gioco finanziario. Ma il gioco è molto semplice. Ancora una volta indichiamo con Xn gli esiti dei lanci di una moneta equa, più o meno 1. Al posto di testa e croce mettiamo direttamente che la moneta è un più o meno 1, d'accordo? Quindi immaginiamo che facciamo tanti lanci, quanti ce ne pare, quanti possiamo farne. E poi ci sono due giocatori, Anna e Bruno, che stanno giocando fra loro. Ciascuno di loro scommette 100 euro, quindi diciamo globalmente un capitale di 200. E cosa succede? Che per ogni N, per ogni gioco, se la moneta ha dato più 1, ha dato testa, più 1, allora Bruno dà 1 euro a Anna, quindi Anna vince 1 euro e Bruno perde 1 euro. Se invece viene meno 1, viceversa, Anna dà 1 euro a Bruno. Ok? E il gioco si ripete, quindi 100 euro iniziano a giocare e il gioco finisce quando uno dei due giocatori appunto finisce in rovina, non ha più niente da cui scommettere. E quando questo succede, l'altro invece vuol dire che ha vinto tutto, cioè 200 euro, in questo caso il capitale. Allora, notate che c'è un errore intanto, ma va bene, a parte perché c'è una slide. Notate che il denaro che possiede Anna al tempo n è dato da 100 più x1 più xn. Quindi c'è un 100, ho dimenticato un 100, adesso non riuscirò forse a correggere, ce la faccio. Beh, insomma, comunque spero che lo riusciamo. Eccolo. Ok. C'è un 100 più x1 xn, giusto? Se per esempio tutte le n volte si ottiene più 1, la moneta va a più 1,
il capitale di Anna va a 100 più n. Questo in realtà dipende da n, perché a un certo punto il gioco si blocca se Bruno è andato in rovina. Ma siamo d'accordo che il capitale di Anna lo possiamo pensare in questo modo? Quindi è 100 più x1, quindi o più 1 o meno 1 dopo un gioco. Dopo due giochi, 100 più x1 più x2. Dopo tre giochi sarà 100 più x1 più x2 più x3. Ricordiamoci che queste variabili possono anche essere negative, no? E col capitale iniziale. Quindi quest'altro non è che in definitiva una passeggiata aleatoria, però con punto iniziale 100. Quindi è come se avessimo lo stesso grafico, ma partiamo da 100, in questo caso, d'accordo? Allora, questo è un esempio di partita. Al solito c'è il solito grafico, quindi abbiamo la legge oraria, diciamo, in ascissa ci sono il numero di giocate che vengono fatte, quindi questa arriva quasi a oltre i 2000, quasi a 2005. Vedete in questa partita il capitale di Anna che al tempo 0 è 0, subisce varie oscillazioni e poi a un certo punto arriva a 200. Quindi in questa partita che dura circa 2300 lanci, Anna vince. Anna vince e è arrivato tutto il capitale. È stato un gioco lungo, sono giochi lunghi. E in quest'altra partita, viceversa, il capitale di Anna, siamo sempre partiti da 100, ma lancia, oscilla, a un certo punto niente. In circa 4000 lanci Anna perde i suoi 100 euro e quindi vince Bruno. È chiaro? Il grafico, notate che è proprio simile, in un modo che ancora non abbiamo detto bene, ma quello di una passeggiata aleatoria. Allora ci chiediamo qual è la probabilità P di A, con A ho denotato l'evento che Anna vinca tutti i 200 euro, quindi questo A è l'evento che Anna vince tutti i 200 euro. Allora, non è un calcolo banale, ma se siamo nella situazione che ho appena descritto, cioè la moneta è equa e Anna e Bruno hanno entrambi 100 euro, stesso capitale, moneta equa, c'è una simmetria, perché è chiaro che la situazione è questa, a fine gioco, o Anna vince o Anna perde. Quindi uno è l'evento complementare all'altro. Ok? Ma se Anna perde vuol dire che Bruno vince e siccome Bruno ha le stesse condizioni di Anna, è chiaro che la probabilità di vincere di Bruno è uguale a quella di Anna e questo ci permette di dire che per simmetria questa probabilità è pari a un mezzo. Diciamo, non abbiamo niente da calcolare a patto di convincerci un attimo, appunto, con un discorso. Le cose diventano più complicate se Anna e Bruno scommettono cifre iniziali diverse, magari Anna ha 150 euro e Bruno ne ha 50. Questo ho ottenuto il capitale totale uguale, ma insomma, in realtà non, la questione qua da osservare è che hanno cifre diverse. Insomma. O anche cosa succede se la moneta non è equa, cioè se otteniamo testa più 1 con una probabilità P, per esempio, maggiore di un mezzo. Questo significa che la xn è o più 1 con probabilità P o meno 1 con probabilità 1 in più. Allora, in questo caso sono due casi distinti, che poi ovviamente possiamo anche comporre, ma non vogliamo veramente complicarci troppo le cose, ma neanche troppo. Consideriamo il primo caso. Supponiamo che Anna e Bruno scommettono cifre iniziali A0 e B0. Lascio così denotate. A0 è Anna al tempo 0, capitale di Anna al tempo 0 e B0 capitale di Bruno al tempo 0. Quindi, e supponiamo che questa ammontare sia di 200 euro, insomma, ma anche questo non è fondamentale. Quanto vale questa probabilità? Allora, posso arrivare a dirvi la soluzione, posso però prima anche dirvi come la risolviamo. Si considerano, diciamo, delle incognite, 200 incognite, 201 incognite, y0, y1, y200, che sono quantità incognite, che sono yk rappresenta la probabilità che vinca Anna
se Anna ha un capitale iniziale di K. Quindi voglio pensare che il capitale iniziale sia una quantità che può variare, che possa essere, voglio considerare tutti i casi. Ok? Allora, queste variabili incognite, chiaramente noi vogliamo calcolare il valore di questa y per A0, cosa ci avevamo detti? 150. Y di 150. Ma in questo momento lasciamola simbolica. Queste YK di fatto risolvono un sistema di equazioni. Ricordiamoci, sono 101 equazioni, sono 101 incognite, no, sono 201 incognite e avremo effettivamente un sistema di 201 equazioni. Ci sono intanto quelle che chiamiamo condizioni al bordo, cioè quanto vale y0? Y0 è la probabilità che Anna vinca se inizialmente ha 0 euro. Ma se è inizialmente a 0 euro lei è già in rovina, quindi la probabilità è nulla. Ecco perché y0 uguale a 0. Il caso opposto, l'altro caso al bordo, è se Anna ha 200 euro. Se ha 200 euro, allora ha già tutto il capitale a disposizione. Io sto pensando che Anni Bruno in totale abbiano 200 euro, quindi non c'è gioco. E in questo caso la probabilità di vincita è 1. Quindi sto pensando a un capitale come una cosa che può variare tra 0 e 200. Al bordo già conosco qual è questa probabilità. Se sono in generale punto K interno, allora quello che uno può verificare è che vale questa identità. Qual è l'idea di questa identità? Io mi chiedo qual è la probabilità di vincere se sono in K. Se K è fuori dal bordo, è tra 1 e 199, come vedete scritto, almeno una volta devono giocare. E se giocano, quello che può succedere è che o Anna vince, quindi il suo capitale va in K+1, o Anna perde e quindi il suo capitale va in K-1. Questo accade con probabilità un mezzo, questo accade con probabilità un mezzo. Se al passo successivo si trova in K+1, la probabilità poi di vincere sarà YK+1. Se invece si trova in K-1, la sua probabilità di vincere sarà YK. Quindi una volta che abbiamo questo sistema, uno può andare a risolvere. È chiaro che quello che si ottiene, adesso vi faccio vedere più in dettaglio quali sono i punti chiave, quello che si ottiene è che la probabilità di vittoria di Anna è data dal rapporto tra il suo capitale iniziale e il capitale totale, a 0 più B0 era 200, che significa che più è il suo capitale iniziale e più alta è la probabilità, in un senso lineare, che è qualcosa, se vuoi, di molto intuitivo, effettivamente, ragionevole. Intuitivo no, ragionevole. Come si ottiene questa soluzione? Perché magari uno dice questo sistema, mamma mia, devo risolvere 201 equazioni. No, c'è un modo per vederlo, perché l'ultima identità, quella che vi ho giustificato in questo modo, si può riscrivere col fatto che l'incremento tra yk+1 e yk è uguale all'incremento tra yk e yk-1. Non so se lo vedete, non so se lo vedete, ma vedete, se questo YK lo potete scrivere come un mezzo più un mezzo YK. Adesso riarrangiate i termini, portate uno dall'altra parte e avete esattamente i due incrementi. L'un mezzo si semplifica e quindi avete una catena di identità. Queste variabili, il loro incremento tra due variabili consecutive rimane lo stesso e quindi in particolare la stessa che c'è tra y1 e y0. Ma y0 era 0, quindi tutte incrementano di y1. Però y1, adesso cosa ci faccio con cosa ci facciamo con questa informazione? Beh, l'idea è che possiamo utilizzare la somma telescopica, non so se vi ricordate ancora, diciamo un numero yj, la quantità yj, io la posso sempre scrivere come una somma di incrementi, cioè la somma di yk+1 meno yk con k che va tra 0 e j-1,
perché se scrivo tutti i termini di questa somma ho una cancellazione a 2 a 2 e mi rimane solo l'ultimo termine, cioè yk più 1 calcolato in j-1 che è yj, e poi mi rimane, effettivamente mi rimane meno il primo termine, meno y0 che vado qua a sommare. Però y0 è 0, questo incremento è y1 e mi viene jy1. Lo fate con calma, ma è tutto qua. Non sarebbe facile. Sicuramente se lo fate per poche variabili lo potete fare anche a mano. E quindi a questo punto questo mi dice che ancora una volta ho una formula per yj ma compare y1 che ad ora è incognita, giusto? Però non ho ancora usato questa informazione qua, che y200 è uguale a 1. E la vado a usare adesso perché uso la formula, questa formula qua per y200 e ottengo che 1 è uguale a 200 per y1, cioè y1 è uguale a 1 fratto 200. E una volta che ce l'ho per un generale yj. E ho la mia identità, perché questa altro non è che quella, la formula di prima, perché j, questo simbolo j rappresentava proprio il capitale iniziale di Anna e 200 era il capitale totale. Quindi è un calcolo che si può fare. Ora, mi volete chiedere qualcosa? Quindi ci sono due punti sottili. La derivazione di questa equazione qua, che però è abbastanza intuitiva. Se sono fuori dal bordo devo fare una giocata. Se faccio una giocata mi può succedere con probabilità un mezzo cresco di 1, con probabilità un mezzo scendo di 1. Dove mi trovo, la mia probabilità di vittoria è quella che ho scritto, denotato con y, k-1, k+. L'altro punto, ma va accompagnato, ma è carino, è molto generale. Se questo è un calcolo tipico che viene fatto nel contesto delle reti elettriche. Se avete reti elettriche con resistenze tutte uguali e vi chiedete qual è l'energia potenziale che si sviluppa nella rete, se da un lato avete 1, dall'altro avete 0, lo stesso tipo di calcolo, se ci pensate. E poi, vabbè, la questione della somma telescopica che si può visualizzare molto bene. E poi vogliamo usare tutte le informazioni, arriviamo qua. D'accordo? Mm, con un calcolo simile, un pochino più lungo, ma è simile veramente, si può trattare anche il caso in cui la moneta non sia più equa. Quindi supponiamo che di ottenere testa, ovvero più 1, con una probabilità P, per esempio maggiore di un mezzo, ok? O minore, è uguale. E in questo caso supponiamo che abbiano stesso capitale, non è che cambiamo molto, è solo più lungo il calcolo. In modo di evitare. Quanto vale questa probabilità? Allora, il calcolo è simile a quello di prima, vi posso dire, è veramente tutto simile, l'unica cosa che cambia è qua, questa equazione qua, perché non ho più un mezzo. Esatto, avrò P e un B. E quindi quando nell'equazione uno scrive YK avrà P YK più 1 più un P YK più 1. E per riportarci al discorso degli incrementi, questo lo possiamo pensare come un P più un P, giusto? In modo tale da avere due pezzettini. Uno si ricompone con questo e l'altro con questo. Non abbiamo più un'identità, nel senso tra gli incrementi, abbiamo un'identità con un pesetto. Questo pesetto ce lo troviamo appunto nella soluzione qua. Quindi non vi sto a fare il calcolo, ma potete, se vi interessa, perché non so se qualcosa nel dettaglio si può proporre, mettete che
classe, dipende dalla classe, sicuramente si può passare l'idea, perché attenzione che adesso quello che abbiamo trovato è che la probabilità di vincita di Anna è 1 fratto 1 più 1 meno p fratto p alla 100. Se per esempio p è 0,52, appena sopra un mezzo, otteniamo questo valore che è all'incirca 0,9997. Quindi questo fa capire come aumentare anche di poco la probabilità di vincita, infatti, in un gioco, infatti sul gioco globale in una maniera significativa. E su questo possiamo anche semplicemente pensare ai giochi, anche a una roulette. Sapete che il zero non è né rosso né nero né pari né dispari, no? Quindi ci sono tanti giochi in cui la probabilità di vincita è chiaramente a favore del banco. Lo sono tutti, e effettivamente la roulette è tra tutti i giochi tra i più equi, tra i più vicini all'equità, ma ciò nonostante, ok, vedete, nel lungo tempo, chiaramente se non avremo un giocatore, ah, che si rovina, niente, ritiro la frase. Beh, insomma, comunque è, diciamo, il risultato, quantomeno, la costruzione di questa soluzione si fa veramente come nel caso precedente, se non che c'è un pesetto in più, qualche formula da implementare. Arrivo all'ultima parte, che è quella sui sistemi complessi. Sono gli ultimi 20 minuti, non vi voglio spremere, sono delle figure. Voglio raccontarmi un po' di cosa si fa di tutto questo che abbiamo visto. Abbiamo parlato di passeggiata aleatoria e l'ho definita nel contesto unidimensionale. Quindi c'è un passeggiatore che si muove su una retta. È chiaro che la cosa si può generalizzare ad altre dimensioni. Non avrò più una moneta, magari avrò un dado. Per esempio, si può definire in questo disegno qua, ci stiamo muovendo sul reticolo in dimensione 2. A ogni passo quindi abbiamo 4 direzioni. Possiamo pensare di lanciare un dado con 4 facce o semplicemente di lanciare due monete. Ok? Ancora torna. Ma la procedura è la stessa, lanciamo due monete, decidiamo se andare a nord, sud, est, ovest, e poi implementiamo. In questo caso, quello che vedete qua è proprio la passeggiata. Non riesco più a fare la legge oraria, non in modo carino perché avrei bisogno, ok? La legge oraria a questo punto avviene su uno spazio a dimensione 3 che c'è difficile disegnare. Quindi quello che vediamo qua, siamo partiti da qua, siamo andati a nord, poi est, nord, est, sud, est, nord, est, qua, ok? Però è chiaro come si possa definire, ok? Qui la vedete in un esempio piccolo. Questo moto è appunto la passeggiata, forse c'è anche un libro con questo titolo, di un ubriaco. Un ubriaco che parte dalla posizione 0 del lampione e comincia a muoversi in una direzione, ogni passo prende una direzione aleatoria. Ok? Poi c'è scritto intorno al lampione perché appunto quello che ci chiediamo è, prima di tutto, andando a caso, questa è la prima domanda che ci si fa appunto sulle passeggiate aleatorie dal punto di vista teorico. L'ubriaco riuscirà ad arrivare a casa? Cioè scegliamo un punto che diciamo è la sua casa, riuscirà a colpirla? E se sì, quanto tempo ci metterà? In media, perché chiaramente è tutto aleatorio, si parla di quantità casuali, che non, ogni realizzazione della passeggiata darà una risposta diversa, ma noi vogliamo una risposta tipica o media. Allora, nel caso in cui ci spostiamo su un piano, la risposta alla prima domanda è sì. La, la probabilità di raggiungere un qualsiasi punto del piano è 1, ma la durata media di questa traiettoria è infinita. Sono uno di quei paradossi della matematica. Mediamente il tempo è infinito, ma la probabilità di raggiungere è 1. Questo arriviamo un po' a concetti un pochino più
forse controintuitivi della probabilità, ma va bene, insomma, per una esplorazione generale. E questo è il disegno di una passeggiata aleatoria nel piano, è stata eseguita con 500 passi. 500 passi, la radice di 500, boh, è tipo 10 per radice di 5. Esatto, circa 22. Notate che la distanza a cui è arrivata la passeggiata dopo n passi, e questo è il punto di arrivo, siamo partiti qua e siamo arrivati qua, e, e la distanza massima in cui vediamo questa traiettoria è entro i 20, intorno ai 20-22. Questa è una passeggiata aleatoria, una realizzazione particolare ma tipica di 5.000 passi. E queste di 50.000 passi. Ok? Sono tutte diverse, ma non so, c'è qualcosa di comune. Intanto queste traiettorie, chiaramente abbiamo una passeggiata, abbiamo una linea, quindi non è un oggetto che ha dimensione 2, e però allo stesso tempo si ripiega talmente spesso su se stesso che non ha neanche dimensione 1. Ci sembra quasi che riempia il piano. Con un po' di analisi matematica si dimostrano che la distanza della posizione del camminatore dal punto di partenza è con grande probabilità, nella maggior parte dei casi, è di ordine radice di n, quello che vi dicevo prima. Quindi in 50.000 passi è all'incirca 200. Pensiamo, i punti più distanti che vedo sono probabilmente questi. Ok? Se osserviamo da lontano il grafico della passeggiata aleatoria, questo osservare lontano matematicamente significa che stiamo facendo un cambio di scala, sia diciamo sulle ascisse, se stiamo guardando una passeggiata unidimensionale, sia nel tempo che nello spazio. Se riscaliamo in modo opportuno, questa figura qua è anche proprio quella del moto browniano, che è un oggetto principe in un sacco di applicazioni fisiche, di finanza, di economia, di ingegneria, ok? Che sto disegnando qua. Insomma, una realizzazione di moto browniano. E appunto il moto browniano, come dicevo prima, ho riscritto qua, si usa per modellizzare moltissimi fenomeni fisici di diffusione, sia microscopici, quelli con cui ho iniziato la seconda parte della lezione, come i granelli di polline nell'acqua, ma anche macroscopici, come il moto delle stelle all'interno delle galassie, quindi dal micro veramente al macro. E, appunto, il moto browniano unidimensionale viene utilizzato in alcune sue varianti, se vuoi più raffinate, ma che in definitiva ne sono parenti, per modellizzare l'andamento di titoli finanziari rischiosi e per dare un prezzo equo ai vari prodotti derivati su cui sono costruiti. Questo è un browniano in dimensione 1, quindi è la traiettoria oraria, diciamo così, del moto. Ancora sulle passeggiate aleatorie, abbiamo visto la passeggiata aleatoria, diciamo in dimensione 1, che è come se fosse una cosa che si muove su un reticolo, sugli interi, no? Ok, in una dimensione. Abbiamo visto le sue generalizzazioni sul reticolo, ma di fatto uno può pensare anche ad una passeggiata aleatoria su un grafo generico. Un grafo, vi ricordo che è un dato da un insieme di punti che chiamiamo vertici e degli archi che connettono possibilmente degli vertici. Allora possiamo anche pensare che ci sia un camminatore che si muove su questa struttura. Se il grafico descrive, per esempio, il tessuto stradale di una città, possiamo pensare che ci stiamo muovendo magari anche in macchina sulla città. Di fatto, grafi molto complicati possono dare luogo a situazioni complicate. Quando pensiamo a grafi complicati, già quello di una città lo è, ma pensiamo soprattutto alle reti sociali, per esempio al World Wide Web o alle reti network.
Questo è un esempio di una rete, ok? Di una rete legata al World Wide Web. La passeggiata aleatoria è di fatto uno strumento utilizzato per quello che si chiama algoritmo PageRank di Google. A un certo punto è stato molto famoso perché era l'algoritmo che permetteva di ordinare le pagine web secondo un'importanza, no? Quindi quando fate una ricerca vi compaiono delle pagine, ve ne compaiono prima alcune e poi altre. Quindi ci sono pagine che per l'algoritmo sono più importanti, altre meno importanti. Come viene assegnato questa importanza? Diciamo, idealmente uno vorrebbe dire, beh, i siti che hanno più frecce, quindi più hyperlink che arrivano, sono i più importanti, ma è un'informazione molto difficile da ottenere globalmente. Quindi quello che fa l'algoritmo PageRank è far muovere una passeggiata aleatoria con delle regole un po' più particolari da quelle che vi ho dato io, ma muove la passeggiata aleatoria abbastanza a lungo e quindi pesa i vertici secondo il numero di visite della passeggiata aleatoria, devendolo dire un pochino rozzamente, però tanto per farvi capire che diciamo sono un oggetto che ha tante sfaccettature, ha veramente tante applicazioni. E in ultimo, volevo parlarvi ma brevissimamente della percolazione, perché voglio tornare ancora alla questione ancora più alla base. Abbiamo visto che la passeggiata aleatoria è costruibile come una sequenza di lanci di moneta. Siamo d'accordo? Bene. Supponiamo che adesso di voler modellizzare un materiale poroso e vogliamo cercare di capire sotto quali ipotesi il liquido lo attraversa, cioè percola. Ok? Matematicamente, partiamo da una cosa molto base, prendiamo una porzione quadrata di un reticolo, abbiamo un reticolo in dimensione 2, quindi siamo in una griglia, ecco. Ok? E adesso cosa facciamo? Supponiamo che i punti del reticolo sono gli atomi del mio materiale e gli archi i collegamenti. Se il materiale è poroso, se ci sono pochi collegamenti, o viceversa, è un po' meno poroso se i collegamenti sono. E allora, ancora una volta prendiamo una moneta che è generica, tale per cui la probabilità di ottenere testa sia P, ok? 0,1. E cosa facciamo? Dichiariamo che un arco tra due punti è aperto se lanciamo una moneta, se esce testa diciamo che è aperto e se esce croce diciamo che è chiuso. Quindi se esce testa c'è il collegamento, e se esce croce non c'è. Ok? Ora, lo facciamo questo per ogni possibile arco, quindi facciamo tanti lanci di monete. Se abbiamo una scatola n per n, abbiamo circa... oh, io lo lascio fare a voi. Vabbè, sono circa n quadropunti, quindi sono circa 4n al quadrato collegamenti. Poi dopo c'è il bordo, ma vabbè. Facciamo questa cosa qua e questa è per esempio una realizzazione. Questo è un reticolo con 3000 punti e qui P è la probabilità di avere teste è 0,25. Quindi i collegamenti sono tendenzialmente pochi, perché P è piccola. Se è aperto c'è un collegamento, se è chiuso non c'è. E se diciamo io riesco a attraversare, c'è un percorso che mi parte da una parte all'altra, beh, cioè se il percorso intendo un cammino di sbarrette nere, in questo caso a occhio direi di no. Un percorso nero, eh. Vabbè, comunque lo interpretate va bene, ma insomma. Se lo rifaccio, questo è con P uguale 0,49. Qua c'è un percorso? Forse sì, forse no, ma non è tanto facile da decidere. Adesso? Sì. Qua P è 0,75, siamo tutti d'accordo che c'è un percorso, anche se non l'abbiamo trovato, lo dovremmo... Qui siamo tutti d'accordo che il percorso non c'è, troppi buchi. Qua siamo un po' indecisi.
Allora, c'è un teorema, ne abbiamo tre diverse situazioni al variare di P. La domanda è la stessa, c'è un percorso che lo attraversa da parte a parte? Allora, si può dimostrarvi un teorema, questo veramente non è banale da provare, però è bello sapere che c'è. Ci dice che c'è quella che si chiama una transizione di fase, come tra liquido, tra l'acqua, tra liquido e gasoso, liquido e solido. C'è un punto della temperatura per cui tac, prima era liquido e poi è solido. E qua è la stessa cosa in P. C'è un punto del parametro 0,5 per cui c'è un comportamento completamente diverso. Sotto 0,5 non c'è percolazione. Cioè non c'è percolazione nel senso che la probabilità di trovare un cammino che attraversa è circa 0. Se sono sopra c'è percolazione, cioè con probabilità molto vicina a 1 il cammino c'è. E un mezzo è il nostro punto critico. Quindi già con dei lanci ripetuti di monete si possono creare dei modelli per niente banali, su cui si può anche ragionare, non dico fare il calcolo, ma ragionare, perché anche visualizzare, insomma, si visualizza abbastanza bene. E si capisce il punto critico, qua sono sotto, ma sono sotto di poco. Si capisce che non riusciamo quasi a decidere. Mm? E io questa era l'ultima cosa che volevo dire e quindi vi ringrazio. Finito un po' prima, ma penso che così lasciamo spazio alle domande, anche perché non sono andata piano. Ho lasciato qualche attività piccola aperta, ma soprattutto vi ho proposto dei calcoli che ho riportato con soluzioni. Secondo me vale la pena magari riscriverli meglio, raccoglierli pensandoli come possibile proposta per una classe. Va bene, vi ringrazio e buona serata a tutti. Allora. Grazie a tutti.